Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Replay Teleeuropa Network. Siamo arrivati al 4 febbraio 2019. Parleremo della terza giornata di ritorno della Serie B, della vittoria interna del Cosenza contro il Cittadella per 2-0 e del pareggio di domenica pomeriggio del Crotone 1-1 contro il Livorno, che poi il Livorno sarà l'avversario della prossima domenica del Cosenza. Parleremo di quello che è successo in Serie C. Questa vittoria sonante del Catanzaro per 4-3 a Reggio Calabria contro la Regina. Cevoli è stato esonerato, in queste ore poi ne parleremo anche in studio, ci sarà probabilmente il nome del nuovo allenatore, si parla di Gauteri, si parla di Fabio Gallo, ex centrocampista dell'Atalanta. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Serse Cosmi addirittura. Parleremo della quinta sconfitta consecutiva del Rende, che non meritava sicuramente contro la Juve Stabia per un calcio di rigore assegnato poi sui titoli di coda nei minuti di recupero, e parleremo dello 0-0 della Vibonese interno contro il Catania. Grazie agli ospiti che vado subito a presentare. Mister Franco Giugno, che si alterna con noi di volta in volta con un altro allenatore che è Gianluca Gagliardi per la questione tecnico-tattica. Grazie Franco. Ti vedo un po' corrucciato, Franco, come mai? No, non so corrucciato. Forse hai freddo, perché no, ma non forse arriva dopo i 20 gradi di ieri. È una giornata umida, più che altro non è fredda, no? E grazie di nuovo con noi Raffaele Troncetti, Sporting Calabria. C'è stato un grosso ascolto nell'ultimo giorno di calciomercato, era con noi, lo ringrazio ancora una volta, e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cenamo. Salve a tutti. Ti vedo carico, Aldo, eh? Abbastanza. Ti vedo carico, oggi voglio sapere quello che ci dirai sia sul Cosenza e sul Crotone, ma anche di quello che bolle in pentola a Reggio Calabria. Allora, io ringrazio Michele Cava che dirige la Camera, Giuseppe Costanzo e Luca Chita alla messa in onda, Enzo Leonetti alla regia. Enzo, buon pomeriggio, mi fai vedere quello che è successo per quanto riguarda i risultati in Serie B, così andiamo a vedere i risultati e poi andiamo a leggere la classifica generale, quindi il dibattito. Benevento batte Venezia 3-0, mister, qui Zenga si è lamentato, il direttore sportivo si è lamentato per i rigori non dati, insomma, di tutto e di più è successo ieri a Benevento. Carpi e Verona 1-1, Cosenza batte Cittadella 2-0, Crotone e Livorno dicevamo 1-1, Lecce Ascoli è stata sospesa per il discorso di Scavona, lui in bocca al lupo, si è ripreso, è stato dimesso dall'ospedale, quindi questo ragazzo è stato sfortunato, ma nello stesso tempo è stato fortunato perché praticamente non c'è stata commozione cerebrale, non c'è stato nulla dopo lo scontro con Beretta dell'Ascoli. Padova-Salernitana 0-0, poi Palermo-Foggio, di questo ne parleremo pure perché il posticipo è una gara molto delicata, molto importante in virtù della situazione societaria delicatissima del Palermo. Poi a Pescara ieri sera un risultato tennistico che nessuno si aspettava, 5-1 del Brescia sul Pescara. La formazione di Corini e del presidente ex Cagliari Cellino ormai è lanciatissima. Spezia batte Cremonese 2-0. Io ricordo agli amici che ci seguono da casa che in questo turno di campionato ha riposato il Perugia. Andiamo a vedere la classifica generale. Enzo Leonetti, vediamo, c'è stato un cambio al momento, prima naturalmente in attesa della sfida del posticipo del Palermo. Brescia 39, Palermo 37, poi a 34 punti Lecce e Pescara, a 33 il Benevento, 32 il Verona, 31 lo Spezia, 30 il Cittadella, 29 Perugia, 28 Salernitana, 26 Cremonese, 25 Ascoli e Venezia, 24 Cosenza, poi a 18 punti Foggia che ha una partita in meno insieme al Crotone e al Carpi, 17 il Livorno e chiude la classifica generale il Padova con 16 punti. Mister, vogliamo fare un primo giro su, questo, diciamo, su questa giornata, sul Cosenza e sul Crotone in particolare? Partendo dal basso credo che forse l'unica squadra dopo il pari del Crotone ieri, ahimè, dove noi speravamo che vincesse, l'unica squadra che forse potrebbe uscire in questo momento dalla griglia play-out è proprio il Foggia. Poi per il resto sarà difficilissimo recuperare determinate posizioni perché il distacco tra la sest'ultima e le altre è di 6 punti, quindi sarà molto molto delicato.
Per quando riguarda il Cosenza... Giusto 2 parole perché poi andiamo a vedere gli highlights. Per quanto riguarda il Cosenza, tu sfondi una porta aperta, perché io ho detto tante volte che il Cosenza dispone di un allenatore che molti definiscono vecchio. A me mi viene da sorridere. Se uno a 63 anni è vecchio per fare l'allenatore, mi viene da sorridere, e che credo che in questo momento sia quello che sta incidendo di più nelle squadre di Serie B, Piero Braglia. Ne abbiamo elogiato le qualità in tempi non sospetti. Adesso gli altri si sono meravigliati, io per niente, cioè vedere la squadra giocare in quel modo sabato e distruggere sia dal punto di vista della qualità del gioco che dal punto di vista tattico l'avversario è nella normalità, perché Braglia adesso dispone di una squadra di Serie B, cioè ha 2 o 3 giocatori in più di grande qualità, di spessore importante per questa categoria, e quello che abbiamo visto sabato è stato un bellissimo spettacolo. Finalmente la gente si è anche divertita perché ha visto delle giocate importanti, ha visto una qualità di gioco superiore al cospetto di un avversario che si è messo lì e ha subito in modo imbarazzante per tutta la gara, senza mai porre rimedio al dominio tecnico-tattico dei Lupi. Raffaele Tunci, allora tu eri pure al San Vito Marulla, hai visto la partita contro il Cittadella, questo tridente col falso 9, perché Maniero è partito dalla panchina, è entrato poi a gara in corso con ai lati di Tutino Baez, Embalo a destra e Baez a sinistra, che sono stati a dir poco devastanti, diceva bene Franco. Però dobbiamo rimarcare che al Cittadella mancavano 2 difensori centrali titolari, Ghiringhelli e Drudi, ex Lecce, quindi ha dovuto inserire Camigliano, Benedetti a sinistra, a destra Cancellotti e Silvio Vestapi, quindi Venturato, al di là della sconfitta, e lo ha rimarcato l'allenatore del Veneto, è stato molto voglio dire onesto, ha detto che il Cosenza aveva una marcia in più, che il Cittadella non è mai stato in partita, proprio perché il Cosenza con la sua organizzazione di gioco l'ha messo in difficoltà. Che gara hai visto tu? Beh, io credo che anche con le eventuali presenze di Drudi e Ghiringhelli, che sono comunque difensori arcigni che fanno fatica in velocità, avrebbero avuto le stesse identiche difficoltà. Il Cosenza secondo me ha espresso una mole di gioco intensa, aggressiva. Io credo che il risultato di 2-0 sia anche striminzito, perché se la partita fosse finita 4-5-0 ci sarebbe stato pochissimo da dire. È stato un Cosenza letteralmente devastante nelle ripartenze, nelle verticalizzazioni tramite il playmaker Palmiero, quindi io credo che il Cosenza abbia assolutamente meritato questa vittoria, e sono contento perché settimana scorsa l'avevo anche preventivato. Io credo che il Cosenza da qui in poi, specialmente nelle prossime 3 gare, possa veramente costruirsi una salvezza anticipata. Sì, e allora arriviamo, grazie Raffaele per questo tuo primo intervento, arriviamo al nostro compagno di viaggio d'avventura Aldo Cennamo. Ti ho visto in tribuna VIP come al solito parlottare col dottore Federico, che salutiamo, col presidente Guarascio, che salutiamo. Tu sei là un po' al centro dell'attenzione, vengono tutti da te per cercare di capire, carpire cosa bolle in pentola. Sei diventato il number 1, no, della tribuna VIP, o no? No, sono uno e questo che... dicono i fatti, Sono uno che grazie a Dio da tanti anni che assieme ci dilettiamo a fare questa trasmissione con enormi successi, perché ormai è risaputo da tutti. Anche gli indici d'ascolto. Io ho l'onore di essere amico di queste persone, perché poi sono una persona per bene, mi comporto anche bene, faccio le critiche che devo fare senza mai nascondermi, ci metto la faccia e faccio alcune cose, come anche quando qualcuno come me storceva il naso durante il campionato, perché pensavamo e dicevamo assieme anche con gli amici che sono qui in trasmissione che bisognava prendere giocatori di qualità. Abbiamo visto che il Cosenza si è letteralmente trasformato, perché Franco quando parla di Braglia e dice che Braglia meritava di essere uno di quelli che è premiato per la sua bravura, dice bene, un allenatore che ha saputo dare le direttive, le dirette a Trinchera, e dobbiamo dire che è stato bravo. Io con Trinchera non sono stato mai tenero, ma devo dire che questa volta ha fatto veramente un ottimo lavoro, portando a casa giocatori importantissimi che hanno fatto la differenza, giocatori di qualità, giocatori soprattutto di categoria, e poi ha puntellato la squadra nei punti giusti, caro Franco.
puntellato il centrocampo, ha puntellato l'attacco, in difesa sono arrivati anche 2 giocatori importanti, però è rimasta la stessa, ha recuperato il portiere Perina che era stato messo da parte, accantonato. Abbiamo visto Perina che sicurezza, che tranquillità, che bravura ha tra i pali e che cosa dà alla difesa. Per cui questa squadra ha dimostrato, secondo me, col Cittadella di essere superiore di gran lunga al Cittadella e ha creato una squadra che crea in Serie B 7, 8, 10 palle gol e se fosse finita la partita 5-6-0 con 3 gol di Tutino probabilmente qui staremmo ancora di più ad esaltare quella che è stata la partita del Cosenza. È chiaro che adesso bisogna continuare perché la classifica non è una classifica che ci deve ancora fare stare tranquilli, però c'è un dato. E poi chiudo, c'è un dato che abbiamo allungato sulle 5 che stanno sul tiro e abbiamo recuperato spazio raggiungendo quasi l'Ascoli che deve recuperare la partita, la Cremonese che ha 25 punti e lo stesso Venezia che è lì per lì. Poi sappiamo le squadre di Zenga come sono, io penso che se il Cosenza in queste 2 partite ne parleremo dopo con il Livorno e poi a Cremona dovesse fare i punti necessari, secondo me ci trascineremmo sotto di noi 2 o 3 squadre e questa sarebbe la fortuna del Cosenza per andare poi Franco nella parte sinistra e giocarci un bel campionato perché il Cosenza giocherà un bel campionato sempre qui. Una partita per volta, nonostante la febbre. Ma io ci ho messo tanta carne a cuocere, adesso seguiremo partita per partita. È così, insomma. Ecco. Ok, allora se siamo pronti dalla regia, io direi andare a vedere proprio gli highlights di Cosenza Cittadella 2-0 con gol di Sciaudone, che è arrivata alla sua seconda marcatura dopo aver esordito a Verona, aver realizzato pure il gol a Verona e poi il gol di Tutino. Tutino, a proposito, insomma, poteva fare meglio sotto rete perché ha divorato tantissimi gol. Finalmente ieri devo dire che Rai Sport, il nostro collega e amico di Rai Sport insieme a Gianni De Biasi, ex Franco allenatore del Cosenza, mi riferisco ad Alessandro Antinelli, hanno parlato benissimo del Cosenza. Perché dico finalmente? Perché inizialmente parlavano di una squadra che aveva delle difficoltà, la mettevano nell'ultima griglia di partenza, eccetera, eccetera. Un'altra trasmissione sempre della Rai ho sentito parlare in modo davvero bene. Del Cosenza da parte di Roberto Rambaudi. Sì, ma non adesso però. Rambaudi quando c'è stato l'anticipo. Lui sosteneva in realtà più o meno quello che ho detto prima io, che Cosenza gioca bene da sempre, dall'inizio dell'anno. Adesso magari raccoglie i frutti perché probabilmente ha aumentato la qualità dei propri giocatori. Però ha fatto un elogio davvero sperticato per il Cosenza. Insomma, voglio dire, questi è il frutto del lavoro di un allenatore che ripeto, è davvero molto molto preparato ed e a volte viene sottovalutato. Ok, allora grazie Franco, vediamo se siamo pronti, direi andare a vedere gli highlights di Cosenza Cittadella. Se siamo pronti alla regia, grazie Leonetti. Stesso risultato dell'andata ma a parti invertite, il Cosenza torna a vincere al Marulla dopo 2 mesi di digiuno e ad esaltarsi contro formazioni di alta classifica. I 30 punti del Cittadella non spaventano la squadra di Braglia che dopo il pareggio del Bentegodi vuole proseguire nella striscia positiva e anzi non sfigura contro gli avversari mettendoli sotto per quasi 90 minuti. Rossoblu che davanti ad oltre 6.000 spettatori fanno la voce grossa, il tecnico schiera i nuovi arrivati Sciaudone ed Embalo dai primi minuti, al prontivia però i veneti provano a pungere senza impensierire troppo Perina che si fa trovare subito pronto, poi diventa una gara a senso unico con i rossoblu a trazione anteriore trascinati da Baez ed Embalo sulle fasce, occasioni a raffica sciupate nel primo tempo da Tutino e dall'ex rosanero, poi nella ripresa è Sciaudone a rompere il ghiaccio siglando la sua seconda rete in 5 giorni, uno splendido cucchiaio che spiazza Paleari in uscita e fa esplodere il Marulla. Ecco l'esultanza del ribattezzato di S16. Il
Cittadella prova a reagire, ma il Cosenza è straripante e trova il raddoppio con Gennaro Tutino, servito da Baez al 21esimo, contropiede micidiale finalizzato dal partenopeo che poco dopo ha sui piedi la palla per chiudere definitivamente l'incontro, ma la sciupa da pochi passi. Il Cittadella è alle corde e fatica a trovare spazi e a reagire, e al triplice fischio i lupi si riprendono il Marulla e balzano a quota 24 in classifica. 24 punti, allora dicevamo Franco in classifica generale in attesa del posticipo del Foggia contro il Palermo. Allora poi ci sarà il Livorno, il campionato entrerà nel vivo, come diceva Aldo, poi il Cosenza ospiterà anche la Cremonese. Diciamo che in questa parte di campionato si farà veramente il discorso salvezza, no? Si guarderà il discorso salvezza e forse anche qualcosina in più se i risultati... Noi dobbiamo stare con i piedi per terra. Dovessero andare, no, io mi rifaccio a quello che diceva Aldo. Che è una partita, perché l'obiettivo del Cosenza, lo sappiamo tutti, è l'obiettivo salvezza. È vero che la mentalità italica nostra è questa, cioè basta vincere una gara per diventare campioni del mondo. No, bisogna stare con i piedi per terra, prendere atto che la squadra è assolutamente migliorata per qualità tecnica, prendere atto che abbiamo messo un bel mattoncino pesantissimo sulla salvezza, credo, prendere atto che siamo abbastanza distanti dalle altre concorrenti che lottano per non retrocedere, e poi guardare alla prossima partita che sarà assolutamente dedicata. Quindi questo io mi sento di dire, non voglio fare voli pindarici perché non sarebbe giusto, non sarebbe il caso, e magari porteremmo una pressione ulteriore sui giocatori, sull'ambiente, quindi bisogna stare tranquilli e continuare così, perché le soddisfazioni credo che alla fine saranno tante, e comunque ci andrà l'obiettivo primario, che è la salvezza, è quella che ci dà la sopravvivenza da tutti i punti di vista. Raffaele, ti aspettavi di più qualcosa dal Cittadella, perché è arrivata a Cosenza con 18 reti al passivo, quindi la miglior difesa del campionato. È stato onesto, come dicevo prima io nel mio primo intervento, l'allenatore Venturato, che ha detto che in effetti il Cosenza non li ha fatti giocare. Ma guarda, mi aspettavo di più fino a un certo punto, perché la fisionomia del Cittadella è sotto gli occhi di tutti, è una squadra comunque quadrata, ben radicata, con questo modulo che prevede il trequartista in avanti, ha fatto benissimo in tantissime altre partite, però è fisiologico anche che nell'arco di un campionato una partita possa andare male. Meno male che è andata male a Cosenza, perché comunque non bisogna togliere nulla ai meriti rossoblù, perché è stata una squadra che l'ha messa in difficoltà dal primo all'ultimo minuto. Quando agisci in velocità così è difficile contrattaccare, è difficile prendere le misure. Venturato a fine gara ha detto questo, ha detto che il Cosenza ha strameritato, quindi ci sta in questo senso anche in chiave salvezza, una squadra che ha molta fame. Io in questo devo anche dire che il Cosenza ora non deve fare l'errore, secondo me, di guardarsi troppo dietro, deve pensare ora di sfruttare questa fame e di guardare in avanti, perché io credo che una squadra come l'Ascoli non abbia niente in più rispetto al Cosenza. Poi riguardando anche gli scontri diretti mi viene da dire che forse c'è qualche punto in più demeritato i bianconeri. Aldo, io ti volevo fare una domanda, poi la farò pure al mister per quanto riguarda sempre il discorso tattico. Ti aspettavi inizialmente la scelta di Palmiero nel centrocampo a 3, perché poi Braglia è passato al 4-3-3 con Palmiero e Bruccini e Sciaudone? Sciaudone si vede, come diceva Franco, che è un giocatore praticamente ha sempre fatto la Serie B, un giocatore esperto, ha nel suo DNA anche il gol, lo aveva segnato a Verona e lo ha concesso il bis contro il Cittadella. Tu di Palmiero ne hai sempre parlato bene, finalmente lo hai rivisto anche nel famoso centrocampo a 3. Ma perché si capiva, quanto Braglia parlava durante la campagna acquisti, che probabilmente con i nuovi si poteva anche cambiare modulo, e quando l'ultima partita a Verona la prestazione di Mungo gli è stata un pochino stretta, ha pensato di fare il 4-3-3 mettendo Palmieri, Bruccini e Osciaugoni, che il quale questo
questo centrocampo è un centrocampo secondo me che in Serie B è un lusso, perché ci sono 3 giocatori importantissimi che hanno i ruoli ben precisi, ma poi anche la fortuna di avere anche davanti, giocando più sulle ali con i 2 esterni, Embalo e Baez. Esatto, e più ha Mi fatto rubi giocare, la domanda che ha messo Tutino, poi ha messo Tutino, diciamo, anche c'era, in attesa che rientri l'Inter, e quindi questo 4-3-3 fatto soprattutto sulle ali, sia per quanto riguarda i bassi che sia per quanto riguarda gli esterni alti, ha significato che questo centrocampo a 3 gli sta molto bene, anche perché Palmieri, Franco, c'ha un piede, fa un lancio di 40 metri, Palmieri te lo fa benissimo, Bruccini sa stare anche sull'uomo, è un incontrista, e poi l'ultimo arrivato ha fatto già 2 gol, ma quando tocca la palla è una delizia. Scusa, ho letto alcuni giornali, un giornale lo citiamo perché viene espresso qui, lo ha definito CR16, mi pare, non so se tu l'hai letto, questo è una cosa, cioè io quando ho visto il gol di testa, e l'ho detto anche in questa trasmissione che ha fatto a Verona, ho detto è un gol di testa, questa elevazione è l'elevazione di Ronaldo, con tutto il rispetto per il nostro calciatore, ma è così. Quindi secondo me il 4-3-3 con questo centrocampo avrà sicuramente partita vinta per quanto riguarda quello che rimane del campionato. Ok, io rispondo a degli amici che ci chiedono tante novità. Franco, io mentre parlate cerco di dare qualche risposta. Allora, con lui abbiamo parlato del centrocampo a 3 con Palmieri, con te volevo parlare di questo falso 9, la domanda che ho posto poi a Braglia nel post partita con Tutino. Tu hai sempre giocato col 4-2-4, 4-3-3, sei stato sempre un allenatore offensivo. A proposito, vogliamo salutare Michele Bruni perché ha messo un post bellissimo questa mattina sul Gallipoli quando avete vinto il campionato, eccetera. Quindi Michele, spero di averlo ospite con noi, grande preparatore atletico, che chiama fratello insieme praticamente a tanti altri in presenza, così come anche Luigi Pincente. Ecco, questo volevo... No, perché appena è finita la partita dovete sapere che come sono arrivati in sala stampa mi arriva la telefonata di Mister Giugni, che era allo stadio e ha detto: Franco, devo dire che ho visto una gran bella squadra e non ho fatto giocare. Ci siamo incrociati quando la prima telefonata è stata sua, subito 10 minuti dopo che era finita la partita. Ci ho detto da un allenatore, voglio dire una cosa, mi voglio riallacciare al discorso di prima. Prego. Per quando riguarda la bravura del tecnico, no? Io prima ho detto che Vandurato non ha posto non ha cercato di mettere nessun rimedio a quello che stava accadendo in campo. Viceversa, Aldo prima si rifaceva alla partita di Verona, Braglia, che io nella settimana scorsa dissi chiaramente, nonostante per me è un grande allenatore, dissi che sbagliò la formazione all'inizio, perché giocare 4-2-4 a Verona è un poco presuntuoso e non hai nemmeno le caratteristiche per giocare quel calcio. Però lui che cosa ha fatto? Franco, in corsa? Ha corretto l'assetto della squadra e si è portato a casa meritatamente il risultato. Questo deve fare un allenatore bravo, deve correggere in corsa l'assetto della squadra, cosa che io non ho visto. Cittadella ha subito tutta la gara, non c'era nemmeno la pressione che si decanta tanto di questa squadra, perché Palmiero era sempre libero di giocare a palla scoperta, verticalizzando come quando gli piaceva, no, su una linea molto alta e molto lenta. Esatto. Quindi lì l'allenatore, io che l'ho fatto di mestiere questo, se permetti vado allo stadio per vedere queste cose, io non vado allo stadio per fare il tifoso. Io ho notato questo, una mancanza dell'altra squadra di porre un limite, un freno allo stradominio del Cosenza. Per quanto riguarda il falso 9, questo sarà l'assetto secondo me del Cosenza. L'ha detto pure Braglia. Perché si parla molto di Litteri, il concetto Litteri, bisogna capire bene di che stiamo parlando. Litteri non è un bomber. Andatevi a rileggere lo score di Litteri, è uno che fa 8-10 gol a campionato, quindi è un giocatore che si integra perfettamente in uno schema a 3 e non è vero, non è detto che Litteri possa andare a fare il falso 9. Io sono convinto che lui falso 9 continuerà a far giocare il ragazzino. Tutino. Sì, Tutino. Perché al di là del fatto che, e qui mi rifaccio sempre al giudizio tecnico, no? Io non parlo per enfasi, è vero che ha sbagliato tanto, ma è vero che lui aggredisce la profondità come pochi, ed è vero che è sempre lui che poi si va a trovare, no? Tutino è un giocatore che possiamo discutere Tutino, avversario. Evidentemente ha il senso e il fiuto del gol, ha il senso e il fiuto della profondità e ha uno spirito di sacrificio che va è fuori dal comune, e poi c'è una potenza
che è impressionante, non sarà altissimo, ma a livello muscolare Tutino ha una forza che è impressionante. Quindi non è vero, non è detto che quando rientrerà, se rientrerà, Litteri va a giocare al posto di Tutino. Può essere pure che Litteri potrebbe andare a giocare defilato, o può essere pure che non giochi proprio, perché conoscendo Braglia, per la prestazione che hanno offerto i tre davanti, non credo proprio che domenica sia facile. Però Franco, scusa, una domanda al tecnico Giugno te la posso vuoi fare? Allora, no, una domanda molto che... Poni la domanda, cioè, con i due esterni. Sì. Con Embalo da una parte e Baez dall'altra parte, quando arrivano i cross, perché questo sono bravi, Embalo è bravissimo a superare l'avversario, Baez è la stessa, fanno dei cross molto... Quando c'hai tu un Litteri in attacco, se Litteri gioca centralmente, il gioco potrebbe anche variare, perché una cosa è con Tutino, scusami finisco, una cosa non è che dobbiamo parlare di Litteri solo lui, no, anche capito, Maniero, una cosa è con Tutino che sta fa il centravanti, diciamo, che sta in aria ma anche defilato, una cosa è con Litteri che quando è in aria ha più capacità offensiva rispetto a quella che può avere oggi. Tu mi hai fatto la domanda, io ti rispondo così. La risposta che dopo dobbiamo io credo che poi dobbiamo sentire Braglia, per cortesia. Io credo che la squadra, come l'ha messa in campo l'altra volta, sia il progetto ideale di Braglia. Anche perché se questa squadra attacca l'avversario a campo aperto è devastante. Cioè i tre davanti, se attaccano l'avversario a campo aperto, sono devastanti perché uniscono forza, potenza e velocità, nonché una buona base tecnica di tutti e tre i giocatori che sono davanti. Quindi è difficile cambiare formazione quando tu ottieni come allenatore, cioè il connubio, bel gioco e risultato con standing ovation di 5 minuti dei tifosi allo stadio, cioè è difficile che vai a cambiare. Cioè, una volta che, quindi gli altri che stanno fuori dovranno aspettare, si dovranno adattare. Credo che difficilmente Maniero troverà posto, caro Franco, in questo sistema di gioco, perché Maniero è di gran lunga quello meno in condizioni rispetto a tutti gli altri, non propone il gioco che vuole Braglia, fermo restando che, come abbiamo detto l'altra volta, ci si dimentichi che Maniero è l'attaccante in attività che ha fatto più gol dopo Di Carmine. Grazie a mister Franco Giugno. Allora, dopo la pubblicità, dopo la pausa pubblicitaria, andremo ad ascoltare le parole di Braglia, quindi restate con noi, diamo linea alla rete per la fascia pubblicitaria. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, stavamo parlando del Cosenza, stavamo parlando di questo tridente, di questo 4-3-3 e mister Franco Giugno ha tirato in ballo Piero Braglia. Allora andiamo ad ascoltare, caro Enzo Lonetti, le dichiarazioni di Braglia appunto nel post partita contro il Cittadella. Grazie. Hanno fatto la partita che gli avevo preparato e onestamente sono stati bravi perché si sono sacrificati tanto, specialmente Baez, Embalo, Tutino hanno fatto un lavoro enorme, forse hanno anche peccato per questo in qualche frangente di lucidità, ma miglioreremo anche lì. Che noi si sia fatta una buona gara è vero, anzi a volte in alcuni tratti un'ottima gara, che però ora Cittadella sia stata imbarazzante io non credo, perché Cittadella per me è una delle migliori squadre di B, non è facile giocare contro tre che hanno un cambio di passo enorme, che hanno la fantasia e la classe anche che ha Tutino, che c'è stato un momento si tirava fuori, apriva e si buttava dentro, non è facile. Perciò noi abbiamo fatto la partita che avevamo preparati, siamo contenti per la gente, anche se mi aspettavo più persone onestamente, anche perché io credo che noi abbiamo bisogno del loro appoggio. Io capisco il sabato alle 3 i negozi e tutto, però il sacrificio anche per noi è meglio per tutti. La differenza l'ha fatta la squadra, non iniziamo. Perché la squadra che ha lavorato insieme, Baez per me è stata all'altezza di Embalo e di Tutino. Io ho visto una grande squadra, una squadra organizzata che si è divertita a giocare a calcio, perciò io sono contento, hanno dimostrato di essere un gruppo forte, di essere un gruppo che si vuole salvare, il resto poi sono chiacchiere. Io posso solo ringraziare questi ragazzi che mi sopportano,
perché onestamente a volte gli rompo anche parecchio i maroni, però sono ragazzi, stanno creando un buon gruppo anche con i nuovi, faremo un modo di tenere tutti sul pezzo, non ci sono titolari, non me ne frega niente, se qualcuno ci rimane male perché pensa sono problemi suoi, qui giocheranno tutti, l'importante è che poi le prestazioni, io non parlo di risultati, le prestazioni siano all'altezza della squadra che può fare, tutto qui. E allora, Franco è stato chiarissimo, no? Che deve dire di più? Ma io l'ho detto prima, non mi interessa nulla, eccetera, giocheranno tutti, questo ha detto in effetti. Con lui non ci saranno sorprese, nel senso che lui verifica quello che accade durante la settimana di lavoro, dopodiché mette in campo la formazione che secondo lui in quella settimana ha visto meglio. Quindi nessuno può pensare o pretendere la maglia, ma lo si conosce Braglia, lo si conosce da tanto tempo. Hai visto che lui parlava di stare sui maroni, no? Ma si sa, il carattere è quello, quindi si sa, però questo carattere Ti ringrazio perché mi sopportano. È anche garanzia dei risultati che sta ottenendo a Cosenza. Poi per quanto riguarda il pubblico vorrei dire a Braglia che è vero che noi calabresi meridionali abbiamo la nomea di non grandi lavoratori, però viva Dio di sabato alle 3 la gente lavora, non si può pensare di avere 15.000 spettatori. Come magari la domenica o il giorno se fosse stato domenica alle 3 sarebbero stati 3-4 mila spettatori. In effetti stiamo andando un po' a ritroso, Franco, perché la penultima, quella mi pare contro l'Ascoli, ci sono i negozi aperti, ci sono i centri commerciali aperti, la gente va a fare la spesa, è un orario purtroppo che... Nonostante la recessione, dice Franco. E Raffaele, tu eri con me in sala stampa, tranquillo Braglia, no? Sereno, o no? Come l'hai visto? Ma è la serenità che ormai è tutto nello spogliatoio rosso-blu, sì, che è la vera forza tra l'altro del Cosenza, cioè avere una fisionomia che non è nemmeno fissa tattica, perché ha praticamente giocato con tutti i moduli, però ha sempre quell'aggressività e quella velocità. Mister Braglia incuote timore all'avversario ma serenità alla propria squadra, perché sa i difetti e sa i pregi. In questo momento li sta esaltando praticamente tutti, e poi io credo che anche il fatto di prendere provvedimenti per ogni avversario è una virtù che non tanti hanno, anzi io penso che proprio col Cittadella, perché giocava col trequartista, ha optato per un centrocampo a 3, il Verona magari che giocava sulle fasce ha optato per un 4-4-2, quindi io penso che ci sia dentro e dietro tanto studio da parte di mister Braglia, non dà per scontato l'avversario, non dà per scontata la partita e i risultati stanno arrivando. Aldo Cennamo, allora... Su Braglia? Sì, vabbè, su quello che abbiamo ascoltato, perché adesso dobbiamo andare a faccio una premessa crotone, no? Ma se c'è un allenatore in Italia che ha avuto la capacità di ribaltare tutto il calciomercato del Cosenza, di fare un calciomercato, 10 giocatori che se ne vanno e ne porta 5 e la squadra migliora al 100%. Quindi stai parlando di Trinchera, perché hanno fatto un discorso condiviso da Trinchera e Braglia. Perché Braglia ha dato i nomi, ha voluto questo, e Trinchera gliel'ha comprato, quindi brava Trinchera. C'era un allenatore che è il mio maestro, diciamo, per quanto riguarda il calcio a Cosenza, che Di Marzio, che diceva che a gennaio non si fa calciomercato, invece Braglia ha fatto calciomercato a gennaio, ha capito che probabilmente c'era da mettere in campo giocatori, e questa è la grandezza di un allenatore. Adesso uno come Braglia, che a Cosenza ormai è risaputo, è voluto bene da tutti, è amato dai tifosi, perché è uno schietto. Quello che Braglia parla, quello che sente dice, ha detto una cosa importante. Aldo, ti do una notizia che penso avrai letto stamattina, che gli amici e colleghi di Gazzetta del Sud l'ho letto, che hanno sia il contratto di Trinchera che di Braglia, che sarà praticamente imminente il rinnovo, allora diciamo sia di Trinchera che di Braglia. Allora fammi dire una cosa, io siccome sono uno che passo per essere amico del Presidente, devo dire che in questo momento la società incomincia veramente a prendere anche altro corpo, vuol dire che incominciano a capire che bisogna fare le cose seriamente, e questo Cosenza si deve porre anche all'attenzione di altre squadre importanti, a rinnovare il contratto a Braglia, a Trinchera e a Bruccini e ad altri. Secondo me è un segnale forte, vuol dire che si vuole veramente costruire una grande società e una grande squadra, perché il Cosenza nel giro di 2 o 3 anni deve andare in Serie A. Questo è il progetto secondo me che si deve fare. Benissimo, e allora vogliamo andare ad introdurre questo Crotone
e vediamo se siamo pronti dalla regia. Enzo Leonetti, direi di andare a vedere il servizio che ha confezionato per noi Gianluca Pasqua. Questo pareggio tra il Crotone ed il Livorno era passato in vantaggio con un'autorete di Spolli, l'ex giocatore di Genoa e Roma che appunto milita da qualche settimana nel Crotone, e poi c'è stato il pareggio al 30° di Simi, il nigeriano Simi. Allora andiamo a vedere dalla regia per cortesia questi highlights. Grazie, Crotone. Solo il Foggia può tentare di accelerare e creare un ponte tra la zona play-out e quella salvezza. Il solco, che ha scavato il Cosenza con il successo sul Cittadella, è al momento profondo 6 punti. Il posticipo dei rossoneri con il Palermo servirà a chiarire le gerarchie in testa e in coda. Non è riuscito al Crotone lo scatto in avanti chiesto da Stroppa nel match con il Livorno, sfida alla pari condizionata dal vantaggio immediato dei toscani, scaturito dalla sfortunata deviazione di Spolli sul traversone di Diamanti. Ingoiato di boccone amaro, i rossoblù si sono lanciati alla ricerca del pareggio e anche in questo caso è stata una disattenzione della difesa a favorire la rete di Simi, che ha sfruttato un rimpallo tra Bogdan e De Gennaro per battere Mazzoni. Il finale del primo tempo ha visto il Crotone giocare con maggiore tranquillità, ma senza affondare il colpo. Nella ripresa, le altre occasioni da rete, Livorno più pimpante e pericoloso con Giannetti e Diamanti, Cordaz bravo ad arginare i loro assalti. Dall'altra parte, la forza fisica di Masciac, chiamato in causa da Stroppa insieme a Benalì per cambiare il corso della gara, chiusa, nonostante qualche brivido, sullo 0-0. Allora, mister, il Crotone che aveva vinto bene a Foggia, poi è tornato in casa, era uno scontro diretto per la salvezza. Sono un po' deluso perché dopo la Sei un po' deluso? Sì, dopo la prestazione di Foggia, tra l'altro ottima, e con vittoria meritata, pensavo potesse farcela contro il Livorno, anche se era una partita difficile, uno scontro diretto tra due squadre che sono con l'acqua alla gola, però sai, pensavo si potesse dare continuità alla vittoria. Sarebbe stato un bel passo avanti, invece adesso rimane sempre nelle secche della classifica e, come dicevo prima, si stanno allungando le distanze tra le squadre che attualmente occupano la griglia play-out e le squadre che sono fuori. 6 punti sono tanti, quindi recuperare 6 punti non è semplice in queste condizioni. Tra l'altro anche un po' il morale, secondo me, dopo la gara di ieri non è che sia proprio a 1000, però speriamo che ce la possono fare. La squadra comunque l'hanno anche loro un po' aggiustata rispetto a prima, speriamo, insomma, noi dobbiamo essere tifosi. Allora, tu che sei da quelle parti, segui il Crotone, ti ho chiesto anche l'altra volta quando si parlava di calciomercato il giorno della chiusura, che aria si respira lì. Ognuno pensava dopo la vittoria di Foggia, diceva con il Livorno magari potrà esserci, come dire, l'imbeccata giusta per arrivare magari in alto, fare qualcosa, un passo importante in classifica generale. Invece è arrivato questo pareggio, perché negli highlights che abbiamo visto la formazione di Breda con questo 3-5-2 ha messo in difficoltà il Crotone, è stato bravo Cordaz. Poi sentiremo anche le dichiarazioni dell'allenatore Giovanni Stroppa, che lo ha rimarcato. A te la parola. Ma io credo che in generale il Crotone sia bravo a complicarsi la vita da solo. Sempre. È così, perché sembra facile a dirsi, ma il Crotone dopo una grande prestazione a Foggia non doveva, secondo me, steccare contro il Livorno, eppure è arrivato questo pareggio che forse è anche un punto in prospettiva, perché io volevo integrare quello che ha detto il mister. Secondo me, tra l'altro, i punti non sono 6 ma 7, perché pensando allo scontro diretto col Cosenza perso, scontro diretto con l'Ascoli perso. Beh, si vede che lui è giornalista, io no. Grazie mister. Hai ragione. Voglio dire, la situazione credo che sia molto più negativa di quanto non lo sia nelle ultime 3 gare, perché comunque nelle ultime 3 gare non ha mai perso, ha 5 punti. Però a pensare che è la squadra che ha perso di più, insieme a Carpi e Livorno, ben 11 sconfitte, è la squadra che vanta un primato secondo me negativo, ed è l'unica squadra ad aver preso mai gol solo in 3 partite. Cioè in 21 partite la porta inviolata è stata solo per 3 gare. Troppo poco per una squadra come il Crotone, troppo poco per una squadra che era partita con obiettivi diversi, ed è una squadra che ora deve combattere per altri obiettivi. La rivoluzione di gennaio è stata fatta sempre per questo motivo, perché deve cambiare l'obiettivo, devono cambiare i giocatori, devono cambiare la testa. Ma poi non è facile. Non è facile, perché devi ritrovare l'amalgama con i nuovi giocatori. Qualche settimana va data anche all'allenatore per trovare i meccanismi giusti. Si può intaccare, alcune partite possono essere di questo livello come con il Livorno, brutte, sporche, ma se non le vinci poi il margine di errore è sempre più piccolo. Le partite non sono 42 come l'anno scorso, sono 38, le partite sono sempre di meno, il girone di ritorno è già partito, il Crotone deve stare attento. Aldo, e allora io ti devo riconoscere che insomma quando tu hai parlato
parlavi di Zenga, parlavi di Oddo, tu non sei per il cambio dell'allenatore. E devo dirti che dopo aver ascoltato Raffaele Vrenna, il figlio di Gianni mi pare, giusto? Sì. In cui praticamente al calciomercato poi sono state delle interviste, abbiamo ascoltato e detto lo sbaglio è stato non quello di prendere Oddo, ma quello di aver esonerato inizialmente Giovannino Stroppa. E io mi sono ricordato delle tue parole, perché in effetti tu hai sempre parlato in questo modo. Sì, perché Franco, vedi, quando tu hai... il Crotone è venuto dalla Serie A, quindi aveva preso un allenatore perché doveva costruire un percorso in Serie B, non è che è facile, tu scendi da là, vieni in B. E diceva anche questo Vrenna. Ti trovi a disagio e ti trovi con giocatori che hanno la mentalità di essere giocatori di Serie A. Io sono di Serie A, che ci sto a fare in questa Serie B, quindi quando vado in campo mi misuro con giocatori invece che stanno con i piedi per terra in B, che giocano in B da tanti anni, che hanno esperienze in B, che si fanno il mazzo così per giocare una partita. Quelli, i giocatori che c'erano prima a Crotone, purtroppo la prendevano come se loro avessero già vinto anche il campionato di Serie B. Spesso è capitato che quando scendi da là te ne vai direttamente in 2 o 3 anni in Serie D, non in Serie C, in Serie D. Ma non è il caso del Crotone, perché il Crotone poi che fa? Il Crotone ha cambiato allenatore, caro Franco. Il Crotone ha messo Oddo ha perso 5 o 6 partite di seguito, ha ripreso un'altra volta Stroppa, adesso c'è un problema serio. Ha rivoluzionato quasi tutto l'organico il Crotone, deve amalgamare questi giocatori Stroppa. È chiaro che la vittoria del Foggia doveva essere invece come diceva mister Giugno, doveva essere una partita di partenza per il Crotone. Io ho visto nei primi 5 minuti il Crotone ha avuto la sventura di prendere il gol con il Livorno. Io ho visto la partita, l'ho seguita, Crotone-Livorno, e poi ha avuto sì azione, però non ha avuto quella forza, quella carica, quello spunto necessario a far sì che potesse fare il secondo gol. È rimasto lì, ha dato la possibilità anche al Livorno di recuperare un punticino, invece se il Crotone avesse vinto probabilmente era a 20 punti, si era tolto dal quartultimo posto in concomitanza con un'altra squadra, col Foggia, e avrebbe recuperato anche qualche punto sul Venezia, sull'Ascoli e sulla Cremonese, perché noi dobbiamo guardare a quelle 3 squadre anche, perché le 6 squadre che sono sotto devono guardare le 3 squadre che sono a 25 c'è la Cremonese, a 25 c'è l'Ascoli, a 26 c'è il Venezia. Questa classifica, questo significa che queste 3 squadre quando li incontri devi battere per portarteli un po' sotto di te, altrimenti non ti salvi più. Grazie. Perché devi fare 23 punti, si salva a 41 punti, a 41 o a 42 pare che ci sia la salvezza. Se è così bisogna fare veramente un campionato adesso con un altro campionato perché il Crotone si deve salvare. Io sono calabrese, voglio che il Crotone rimanga in Serie B. Ok, allora, voleva aggiungere qualcosa Raffaele Truncè prima di andare a sentire Giovannino Stroppa? Prego, prego. Perché si è parlato molto del mercato in uscita del Cosenza a livello quantitativo, ma guardiamo il mercato in uscita del Crotone. È molto più altisonante rispetto a quello del Cosenza, non per la quantità, per la qualità. Stojan via, Faraoni via. Budimir, parliamo Martella, di 1.400.000 parliamo di titolarissimi. Ma erano giocatori di Serie A. Questo che cosa vuol dire? È un errore, questo vuol dire aver dato troppa fiducia ai giocatori e non magari all'allenatore. Quindi da lì è nato tutto questo patatrac. Anzi, aggiungere un'altra cosa, il Crotone dei 18 punti che ha fatto, 14 li ha fatti con squadre al di sotto della classifica. Vuol dire che sopra ha perso con tutte. Con le prime 14 squadre ha fatto solo 4 punti, tra l'altro 4 pareggi, troppo poco. Ok, Enzo Leonetti, allora vogliamo andare ad ascoltare per cortesia Stroppa, l'allenatore del Crotone, vediamo quello che ha dichiarato nel post partita contro il Livorno. Grazie. Abbiamo fatto un buon primo tempo, peccato per il gol subito a freddo, e dopo partita in salita ci abbiamo creduto, sicuramente il primo tempo potevamo andare in vantaggio non soltanto dopo averla pareggiata, e abbiamo speso molto. Nel secondo tempo secondo me meno bene, anche se poi questa squadra ha nelle corde la capacità di fare gol in qualsiasi momento, l'ha dimostrato in qualche folata, in qualche ripartenza e, come dice lei, sbagliando l'ultimo passaggio. Peccato, probabilmente è subentrata anche un po' di
paura, perché abbiamo sbagliato molto nei passaggi anche da dietro, concedendo a loro delle mini ripartenze dove sono stati pericolosissimi. È stato strepitoso Cordaz in un paio di situazioni e di sicuro magari diciamo che entrambe le squadre nel secondo tempo potevano fare gol. Il primo che avrebbe sbagliato di più avrebbe pagato, quindi benissimo il nostro portiere, altrettanto bene su Maciac il loro, peccato per quel calcio d'angolo dove in anticipo la palla è uscita di poco, però una partita che poi con l'andare dei minuti diventava, ogni secondo, ogni palla diventavano pesanti, quindi è vero, dovevamo avere una forza diversa nel secondo tempo per andare a fare più male, ma probabilmente anche la paura visto i tanti errori in fase di sviluppo, di costruzione, ci hanno frenato un po'. Allora, hai sentito Franco che ha detto, dice il coraggio è mancato, dice gli errori che sono stati commessi ci hanno frenato un po', Cordaz il portiere ha fatto degli ottimi interventi, peccato poi per il calcio d'angolo sul finire di gara quando Simi poi ci ha provato di testa e la palla è terminata alla sinistra del portiere Mazzoni. Vogliamo dire qualcosina su quello che appunto ha riferito Stropp? Come l'hai visto Stropp? Lo vedi preoccupato? Sì, tu che hai fatto l'allenatore, io lo vedo preoccupato. Non lo vedo sicuro, nel senso che poi forse dai giocatori si aspetta qualcosa di più. Nel fine partita lo è ancora di più, magari oggi sarà forse un poco più sereno, però in realtà il primo che si aspettava di vincere era lui ieri. È ovvio che era un po' deluso perché è un uomo di calcio Giovannino Stropp. Viene dalla scuola di Zeman. Sa che la classifica piange, sa che, come diceva prima lui, è difficilissimo recuperare perché le squadre che sono fuori dai play-out stanno correndo abbastanza bene, cioè si è messo a correre in modo molto veloce anche il Cosenza, che magari fino a 3-4 mesi che fa non lo faceva. Adesso lui sa tutte queste cose, è sicuramente molto preoccupato perché non vede comunque una grande continuità di risultati e si rende conto che man mano che passano le giornate e quindi diminuiscono le possibilità di poter uscire da questa situazione, lui si rende conto che sarà sempre più difficile. L'ambiente di Crotone in questo momento, Raffaele? Beh, sicuramente c'è preoccupazione. Io penso più che altro che debba pensare da provinciale il Crotone, perché come ha pensato a Foggia, ha pensato che era un ambiente importante, che lo poteva mettere in difficoltà e ha fatto la sua degna partita. Se invece poi deve pensare che deve vincere per forza, che qualsiasi avversario venga a Crotone debba essere una vittima sacrificale, va in difficoltà. Stessa cosa col Cittadella 2 domeniche fa all'uscita, stesso identico risultato, 0-0, un pareggio. Però diciamo che ancora è possibile vedere il bicchiere mezzo pieno perché insomma anche con Livorno si è mantenuto lo scontro diretto a favore vincendo all'andata 1-0, quindi magari non è un punto, 2 guadagnati, però è pur vero che fino a quando non si mettono almeno 3-4 squadre sotto la preoccupazione ci sarà e continuerà. Le prossime 4 tra l'altro partite ci saranno Verona, Pescara, Brescia e Palermo. Sicuramente sono 4 appuntamenti che il Crotone deve cercare di fare più punti possibili per non cercare di allargare ancora di più questo gap con la sest'ultima, che in questo caso è il Cosenza. Aldo, c'è preoccupazione, c'è nervosismo, cosa c'è adesso tra i tifosi del Crotone? Franco, io sai che cosa dico? Conoscendo Vrenna, che è una persona di altissimo livello, ci salutiamo, so che ci seguono a Crotone. Cioè questa situazione, non ho capito perché gli è capitata questa situazione. Capita nel calcio, perché purtroppo così capita, però gli è sfuggito qualcosa di mano, perché altrimenti per il ruolo che occupano, per quello che danno, per come si muovono, perché sono imprenditori a livello manageriale, quindi hanno tutta la forza per poter... Gli è successo qualcosa, secondo me, io la vedo così, in queste 4 partite il Crotone si gioca la salvezza, perché se in queste 4 partite il Crotone non toglie il ragno dal buco, secondo me sarà molto, perché se si dovesse, come dici tu Raffaele, allargare il solco tra i 5 che stanno lì, sarà difficilissimo, perché quando tu sei in una situazione difficile di classifica, quando stai con l'acqua alla gola, quando c'hai il fiatone, è difficile poi se tu non hai la forza, la determinazione, se non gioca da squadra operaia a recuperare. Il Crotone deve
cambiare mentalità. Stroppa che è bravo, e dice bene Franco che Stroppa è bravo, deve far cambiare, deve avere la capacità, la forza, e poi dargli sicurezza, perché se l'allenatore non vorrei che perde altre 2 o 3 partite, mi auguro di no, e poi viene mandato via. Ci vuole anche sicurezza in questo, perché se tu non gli dai sicurezza ad un allenatore, se non gli dai stabilità, certezza che questo allenatore può lavorare tranquillo per portare la squadra alla salvezza, si rischia il tracollo, e sarebbe un peccato se il Crotone dovesse andare in Serie C. È un peccato secondo me. Posso fare una chiosa? Però prego, prima di andare a vedere il prossimo turno, perché poi nella terza e ultima parte, ricordo, parleremo della Serie C, avremo in diretta telefonica il presidente del Rende Calcio, Fabio Coscarello. L'appunto che voglio fare è questo per quanto riguarda la società dell'FC Crotone. Non scordiamoci che da quando si è insediata la famiglia Vrenna a Crotone dal 93 ha fatto solamente che bene. Sono stati tanti successi, tantissime promozioni, gli stessi 2 anni di Serie A è tutto merito della famiglia Vrenna. Sì, sono 26 anni. Io credo che quest'anno non è che abbia sbagliato, ma forse ha peccato di troppa bontà in fiducia in alcuni giocatori. Perché comunque avere giocatori come Benali, avere giocatori come Budimir e trattenerli anche con stipendi comunque importanti sia stata una riconoscenza d'amore per questi 2 anni di Serie A, non contraccambiata da tanti giocatori, in effetti poi sono andati anche via, e il Crotone non è abituato a vincere un campionato di Serie B, è il primo anno in cui deve vincere un campionato di Serie B. Qualcosa è andato storto, però io credo che forse la società è quella che ha meno colpi di tutti. Ok, grazie Raffaele Trunce. Allora noi ci fermiamo per la seconda pausa pubblicitaria, restate con noi, linea alla rete. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di replay. Allora Franco, stavamo terminando il giro sul prossimo turno, chi anticipa? No, ma noto che questo ragazzo qui è preparato, grazie, preparato veramente, è un piacere discorrere con lui. È vero, è vero. Che mi volevi chiedere? Ma veramente tutte quelle che sono qui, a Telio Malena hai parlato bene, di te, hai parlato bene, tutti i colleghi che vengono qua, ognuno. Ma io amo i ragazzi giovani, quindi sono contento quando si sanno proporre e hanno dei concetti da esprimere. Allora, siccome ci stanno chiedendo praticamente un po' di messaggi e di WhatsApp, il prossimo turno il Cosenza, io vi ricordo che giocherà a Livorno domenica prossima con inizio alle ore 15, quindi Livorno-Cosenza domenica prossima alle ore 15, il Crotone sempre domenica prossima, ecco qua il turno, alle ore 21 giocherà il Crotone a Verona, quindi Brescia-Carpi. Franco, prima di sentire poi il presidente Coscarella delle Rende, Cittadella Spezia, Cremonese Padova, Foggia-Pescara, Verona-Crotone domenica alle ore 21, Livorno-Cosenza domenica prossima alle ore 15, Perugia-Palermo, Salernitana-Benevento, Venezia-Lecce. Questa è una gran bella partita e io naturalmente vi ricordo che in questo turno riposerà l'Ascoli. Questo turno, quindi la quarta giornata di ritorno, riposerà l'Ascoli. Franco, vogliamo fare un giro per cortesia naturalmente sulle calabresi, su Livorno-Cosenza e su Hellas Verona-Crotone. Livorno-Cosenza sarà una partita determinante per le sorti del Livorno, sicuramente non per noi, dove possiamo anche tranquillamente... C'è un ritorno? No, c'è un ritorno perché abbiamo il presidente Rende Fabio Coscarello al telefono. Vabbè. E allora interrompiamo il prossimo turno della Serie B e ci concentriamo appunto sulla Serie C. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato l'invito ed essere intervenuto. Grazie a voi. Allora, ieri è una bella manifestazione, avete ospitato il Presidente della Lega di Serie C, Ghirelli. Ci puoi dire quello che è successo, in effetti cosa ha detto Ghirelli di questa, diciamo, sua venuta a Rende? Noi ha fatto tanto piacere avere il Presidente Ghirelli, voleva venire a visitare la nostra realtà, questo ci riempie di orgoglio, vuol dire che quello che stiamo facendo ci sta dando ragione. Abbiamo visto insieme i progetti futuri che a brevissimo vedranno l'inizio sulle strutture. Si è voluto complimentare per il lavoro fatto anche per la cessione di questo ragazzo al Parma. Minelli. C'è
Minelli, sì, e c'è un'attenzione particolare da parte del Presidente Ghirelli per tutte le società di Serie C che hanno voglia di iniziare un percorso importante di crescita e bontà sua ha inserito il Rende in questo nuovo percorso. Ok, e questa è la prima domanda. La seconda, Presidente, ieri una contestazione fuori dallo stadio, la situazione di Aguà, perché molte persone, anche addette ai lavori, ci chiedono la situazione di Aguà. Dico, come sta, com'è in effetti la storia? Un ragazzo si può recuperare, questo tipo di discorso con la Spezia, com'è? Come stanno le cose? Assolutamente nulla di drammatico. È che il calciomercato su qualche calciatore crea non pochi problemi. È vero, questo è vero. E quindi ci distrae e si pensa ad altro e non al terreno di gioco. La gente i ragazzi che vengono a giocare a Rende devono capire che devono giocare con il coltello tra i denti sempre, come sta dimostrando di fare il Cosenza adesso, che è ritornata a essere una squadra che abbassa la testa e lavora e vuole arrivare il prima possibile a un obiettivo. Se qua qualcuno pensa che c'è Messi, Maradona, Mbappé a Rende, ho l'impressione che ha sbagliato indirizzo. Qua ci dobbiamo rimboccare le maniche e arrivare prima possibile al traguardo della salvezza. Ho l'impressione che qualcuno dei ragazzi o qualche purtroppo procuratore che è devastante in queste circostanze fa credere che magari si deve un attimino guardare la gamba, deve iniziare a pensare che c'ha un futuro davanti, e se un calciatore si risparmia non penso sia la cosa migliore per lui, per il futuro, ma soprattutto per chi lo deve impiegare. Ho capito perfettamente. Il Presidente Coscarelli è sempre diretto, insomma, noi lo ringraziamo perché oltretutto è un amico e quindi diretto dice le cose come stanno. Allora, Raffaele Truncè di Sporting Calabria, una domanda per il Presidente Coscarella. Vai Raffaele. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Volevo chiederti, per quanto riguarda lo score negativo, pensa che sia arrivato il momento, proprio perché arrivano tante prestazioni buone sotto il profilo del gioco e delle azioni create, è il momento di fare un po' testuggine, di stare un po' tutti uniti e di stare tutti insieme, società, squadra e calciatori, per non dissipare quanto di straordinario è stato fatto nel giro di andata? Ma assolutamente, questa è una cosa che noi, soprattutto nei momenti negativi, è il nostro leitmotiv. Noi non abbiamo mai creato alcun tipo di problema su questi risultati che non arrivano, anche perché sappiamo il lavoro e la passione, ma soprattutto il grandissimo impegno che mettono tutti. Quindi prima o poi questa ruota deve girare. Non c'è nient'altro che un po' di sfortuna, perché le prestazioni di Catania, se noi andiamo a vedere, abbiamo perso 1-0, il pubblico li ha fischiati dal 15° del secondo tempo e sono usciti tra i fischi. Ieri la Juve Stabia è sotto gli occhi di tutti, prendeva la palla dal difensore e la buttava avanti sperando in qualche opportunità. Era il calcio di 40 anni fa, quando quello che ha fatto anche l'Inter l'ha fatto ieri sera, Presidente. Io mi sono meravigliato, anche l'Inter. Lo so, ma nel caso io ieri mi sono fatto una domanda, mi ha rincuorato ancora di più la prestazione di ieri, perché se questa squadra ha 50 punti ed è prima in classifica, vuol dire che noi possiamo chiaramente fare un buon campionato, perché penso che ieri, se c'è una squadra che ha giocato a calcio, quella è stata il Rende ancora una volta, e quando al 94esimo Abbondante hanno avuto questo rigore che era nettissimo, per un'ingenuità di un nostro difensore, sembrava avessero vinto la Coppa dei Campioni, perché erano venuti qui a chiudersi e a prendersi un punto. Per noi questo è un motivo di grandissimo orgoglio. Se andiamo a vedere la prestazione di Trapani, è un'altra prestazione dove a un certo punto hanno preso 1.000 euro di multa perché nascondevano i palloni a 20 minuti alla fine. Io sono orgoglioso di questa squadra, di questi ragazzi,
e di quello che fanno. Eh sì, perché poi, come diceva il collega Trunce, insomma, non è che può girare sempre in questa maniera, le prestazioni stanno arrivando, il Rende sta giocando bene, ieri il risultato più giusto, e me lo hanno detto i colleghi, gli addetti ai lavori, perché io ero fuori sede, praticamente era il pari, lo ha rimarcato il Presidente Coscarella. C'è Aldo Cennamo per il Presidente Coscarella, vai Aldo. Presidente Coscarella, tramite il Presidente vorrei innanzitutto dire a Modesto che sono contento che è uscito da una brutta vicenda e gli ha dato il Tribunale di Catanzaro, gli ha dato ragione, mi complimento con lui, sapevamo dell'onestà di questo ragazzo e quindi mi fa piacere, ma lo dico anche per alcuni tifosi che mi hanno telefonato e soprattutto l'amico Tocci che voleva, Tonino Tocci voleva che si dicesse questa cosa. La domanda che ti faccio è questa però, ma possibile che questo campionato di Serie C a 60 squadre, dove c'erano squadre come il Matera ed altri che stanno facendo, probabilmente non giocheranno più, un campionato secondo me falsato, non abbia, adesso pare che si ritorni a 40 squadre, ma è possibile che tra presidenti non vi siete chiesto che è meglio eventualmente trovare una soluzione oppure chiudere, perché non si può giocare al calcio con 2 o 3 squadre che non giocano, una si ferma, l'altra non si ferma, insomma è un pandemonio. Una società come il Rende che ha investito, che vuole investire, si trova anche a disagio, perché mi sembra strano che avete perso 5-6 partite di seguito a Matera, quando invece avevate iniziato bene. È vero che ancora siete nei playoff, però caro Presidente, io vorrei sapere voi squadra Rende e voi in questo campionato da grandi che cosa volete fare? Brava Dalma. Noi abbiamo iniziato un'interlocuzione molto forte con la Lega, grazie anche al Presidente Ghirelli, ma soprattutto a questa unicità di pensiero che c'è tra il Presidente Gravina, Ghirelli e tiene molto a cuore le squadre della Serie C. Io penso che sia l'ultimo treno, quello di iniziare una riforma importante con la Serie C che diventi veramente una Serie C importante e autosostenibile. Ci sono dei progetti importanti, sembrerebbe che a febbraio, fine febbraio, ci saranno delle novità che chiaramente sono state già anticipate a noi presidenti e a quel punto diventerà veramente una Serie C bella, entusiasmante e soprattutto sostenibile, perché ci saranno delle risorse in base a risorse certe che noi adesso stiamo di nuovo vedendo, risorse certe che verranno attraverso dei progetti, e questa è la vera novità. In questo momento si deve fare calcio facendolo da imprenditore, è un'impresa. Allora se fai progetti e li fai in modo serio i soldi ti arrivano ed è uno stimolo in più per lavorare in un certo modo. Ok, grazie Presidente. Grazie. Presidente. Grazie, un abbraccio. Presidente, io ti aspetto di Studio QR Play quando sarai disponibile. Grazie dell'affetto e della vetrina che date al Rende. Grazie, arrivederci Presidente, in bocca al lupo. Saluti Modesto, Maurizio Perrelli e a tutto il gruppo. Allora, grazie. Trunce, grazie, arrivederci. Raffaele Trunce, poi andiamo a vedere la Serie C. Sì, aggiungo una cosa velocissima. Prego. Sulla Serie C. Un'altra cosa sbagliata, credo, si è parlato tanto del Matera, no? Non è uno sbaglio Matera, solo... Piacenza, non c'è no, dico nel girone C, perché è l'unico a 19, le squadre non sono 60, sono 59 addirittura, magari fossero state 60. Devono arrivare a 40, ha ragione Mister Giugni. Il problema Sì, la fai con me. Il problema credo che non sia solo a priori, ma sono anche le decisioni che sono state prese in seguito. Mi spiego meglio subito. Il Matera, dopo che fa giocare la Beretti, dopo 3 partite consecutive, deve perdere per forza 3-0. Perché se no deve contrattualizzare la sua Beretti. Questo cosa implica? Che una squadra tipo... quante cose. È normale, ha ragione Raffaele. No, tipo la Vibonese, no? Che magari ha vinto 6-1 col Matera, e il Catania che è stato forzato a vincere per forza 3-0 a tavolino. Se Vibonese e Catania arrivano a pari punti, con lo sconto diretto pure a pari punti, si guarda la differenza reti. È vero. E perché con il Matera una squadra ha potuto giocare contro la Beretti 7-1 e un'altra squadra 3-0 a perché poi il Matera ha vinto col Rende, Quindi anche dopo, loro secondo me dovrebbero cacciare tutti i punti, a mio avviso, ma non che il Matera ha fatto. Più, non lo possono fare più. Purtroppo, voglio dire, è una decisione presa anche sbagliata. Ma bisogna ha ragione il mister, insomma, non la è cosa... che diventa un teatrino poi del calcio. Allora, per evitare tutto questo, cioè la falsificazione per intero di tutti i campionati, perché se io
perdo 3-0 a Matera nel girone di andata, quei 3 punti non me li darà più nessuno se il Matera non si ritira prima che finisce il girone di andata. Allora non sono d'accordo assolutamente sul discorso dell'imprenditoria, perché il calcio in Serie C va assolutamente ridimensionato, va riportato al di là degli incentivi che ci siano o non ci siano, massimo a 40 squadre professionistiche, se non addirittura riportare la Serie C al semiprofessionismo che per una volta. Anche perché se no noi abbiamo i prosciutti davanti agli occhi, ma voi le vedete le trasmissioni di Serie C, vedete gli stadi, sono tutti vuoti, tutti gli stadi di Serie C sono vuoti, anche quelle delle ex grandi piazze, vuol dire che questo prodotto, questo mercato non interessa più a nessuno. Ecco perché stanno cercando di mettere mano Gravina, allora se non viene ristrutturato, cercando di farlo fare questo benedetto campionato solo a quelle società che hanno la possibilità economica, manageriale, professionale per farlo, tutte le altre le devono escludere, perché ogni anno è un macello, poi si dà vita a che cosa? Ai sospetti, alle combine, alle scommesse, tutto questo. Franco, perché succede? Perché purtroppo è un baileme. Conosciamo benissimo la tua idea. Sei stato come al solito no, Aldo, non abbiamo tempo. Allora, Enzo Leonetti, mandami la Serie C per cortesia, il 4-3 della Regina sul Catanzaro. No, i risultati. Leggiamo prima i risultati e poi chiaramente andiamo a vedere gli highlights. Allora, Casertana batte Virtus Francavilla 1-0, vabbè, Matera Bisceglie 0-3 a tavolino, Paganese 3, Potenza 4, Regina 3, Catanzaro 4, poi arrende e la Juve Stabia ha vinto per 1-0 con un gol di Paponi sul rigore al 46esimo del secondo tempo, mi pare, no? 48, insomma eravamo lì sui titoli di coda. Poi a Leonzio la Cavese ha battuto la Sicola Leonzio per 3-2, Trapani batte Monopoli 4-2, Vibonese Catania 0-0, Viterbese batte Siracusa 2-0. Andiamo a vedere la classifica generale, Enzo, così poi vedremo anche gli highlights. Ecco, al comando sempre, diceva il Presidente Coscarella, hanno festeggiato come se fosse una vittoria di Champions, perché hanno 56 punti, Trapani 47. Dipende da loro questa vittoria diretta. Poi attenzione a Catanzaro, amici, attenzione a Catanzaro. Catanzaro 44, Catania 44, poi abbiamo Casertana e Regina 35, Monopoli insieme alla Vibonese 34, Rende 31, diciamo che tutte le calabrese comunque sono in zona playoff. Potenza 30, Francavilla 27, Cavese 26, Sicola Leonzio 24, Viterbese 22, Rieti 20, poi Siracusa 19, Bisceglie 18, Paganese 9, Matera meno 19. È inutile che stiamo Posso lì. chiudere? Sì, Franco, 30 secondi mi ero perché dobbiamo ascoltato una cosa. della Serie C e per non parlare del livello tecnico della stessa. L'altra volta c'è stato un grido d'allarme, non di Franco Giugno che non è nessuno, ma di Giampaolo, allenatore della Sampdoria, sì, che è un grande allenatore e una persona per bene, un grido d'allarme sulla Serie C. È vero. Per questo motivo, che tra l'altro sta succedendo quello che succedeva in Diconi fuori quota, si illudono tanti ragazzini, perché con i ragazzini prendono i soldi del minutaggio, il livello tecnico della Serie C è sceso al livello d'eccellenza, perché non si possono guardare alcune partite, perché tutti fanno giocare questi ragazzi che non sono in grado di giocare in Serie C. La C1 di 10 anni fa non gli avrebbe permesso nemmeno di entrare nelle rose a questi ragazzini, però adesso giocano perché prendono i minutaggi, perché le società ti danno i soldi per farli giocare, e nello stesso momento il serbatoio della Serie C, che negli anni passati portò in Angelotti, Serena e tutti questi, non porterà più nessuno, perché il livello tecnico è talmente scadente, no, per via del fatto che giocano perché prendono i soldi, che non gliene frega più a nessuno. Tu vai a vedere una partita di Serie C, io ne ho viste 10 fino a... Me li fai vedere i 7 gol di Regina Catanzaro? Non si possono guardare, insomma. Mi fai vedere la Serie C di Enzo Leonetti? Vediamo i 7 gol di Regina Catanzaro. Ma è saltato la Regina, ha cambiato l'allenatore. Ecco qua. Dovremmo avere il servizio. Ah, è la sintesi. Questo è il primo gol del Catanzaro e di Dursi che anticipa una difesa. Questa mi ricorda la difesa del Cittadella, quella della Regina. Mamma mia. Sì, adesso andiamo a vedere il secondo gol. Vediamo un attimo il secondo gol. Intanto, se vuoi, ti do un dato per quanto riguarda il Catanzaro. Poi potete parlare nel frattempo che vediamo il gol. Nelle ultime 5 partite, per esplicare proprio la forza del Catanzaro, nelle ultime 5 il Catanzaro, pareggio di Vibo a parte,
Nelle ultime ha fatto 4 vittorie, di cui i 4 primi tempi vanno 3-0 e 4-0. Poi abbiamo visto l'altro gol. E poi prende 3 gol. 4-0, Perdonatemi. Poi c'è stata questa rimonta. Ti faccio notare, una Prego. volta Catanzaro Regina sarebbero stati in 20.000. Vedete il granillo adesso? 11.000. Ed è Catanzaro Regina e si lotta per posti importanti nei playoff, attenzione. In sostanza lì il Catanzaro praticamente conduceva per 4-0 con Dursi, Bianchimano, poi Celiento e ancora Dursi che questo ha messo è un gran bel segno giocatore, Bianchimano. una doppietta, sì. E qui c'è un attacco praticamente della Regina, ha giocato Baclè, caro Aldo, però ieri non ha segnato Baclè. Qui c'è un attacco della Regina, il tiro che praticamente sfiora il palo alla sinistra del portiere Furlan. Ancora la Regina, questo mi pare che sia Baclè, che ha dato un bel passaggio in avanti per Bellomo, ha tirato però il portiere ha respinto. E qui c'è ancora il Catanzaro in ripartenza, ecco qua, viene respinto dal portiere Confente questo tiro del giocatore giallorosso. Ancora Catanzaro in avanti, in area di rigore, e qui dovremmo essere... Ha preparato molto bene, caro Raffaele, la partita Auteri, sì, come dicevo prima, ormai i primi tempi il Catanzaro è stratosferico. Meriterebbero altri palcoscenici. Vediamo un attimino la situazione qui e c'è il gol di testa. Sempre Ciliento, sì, il gol di Ciliento. Possiamo, ecco, questi sono i tifosi giallorossi, possiamo rivedere il replay, c'è una battuta d'angolo e poi c'è uno stacco di testa di Ciliento per il gol del Catanzaro. E poi ci sarà praticamente il ritorno della Regina, se vogliamo, perché la Regina poi andrà in gol con Bellomo, Dumbia e Tassi. A Dumbia questo è il quarto gol sempre di Dursi, che ha realizzato una doppietta. Dicevo che il gol di Dumbia per la Regina è arrivato su assist proprio di Baclè. Quindi la Regina punta e ferita nell'orgoglio, ha cercato questa reazione, insomma, è riuscita a mettere a segno 3 gol. Comunque diciamo che la partita l'ha fatta il Catanzaro. Franco, si parla in queste ore, anche a Raffaele voglio chiedere la stessa situazione del nuovo allenatore, perché è stato esonerato ieri Cevoli dal presidente Gallo dopo questa sconfitta pesante. Si parlava inizialmente di Gauteri, però il collega Alfredo Pedulla ha parlato di altri allenatori tipo Gallo, dicevo dell'Atalanta all'inizio trasmissione, si parla anche addirittura dell'Idea, Serse Cosmi. Comunque ci sono tanti allenatori che in questo momento vorrebbero sedere sulla panchina della Regina. Cosa pensi? Perché credo che l'esempio del Cosenza dell'anno scorso abbia dato la speranza a qualunque squadra ecco Baclè, per il gol di Dumbia, che arrivi nei playoff di poter vincere. Anzi, era raddoppiato, quindi adesso ci sono 2 posti, tra l'altro. Quindi, perché se no per i titoli di testa il campionato è bello e finito, quindi anche se c'è il Catanzaro che sta facendo davvero una grande rimonta, ha un'ottima squadra e credo probabilmente il miglior allenatore della Serie C. Franco, scusami, arriva una notizia, c'è l'incontro in questo momento tra i dirigenti della Regina e Massimo Drago. Quindi sono a colloquio con Massimo Drago, che ricordiamo a Crotone, insomma è un allenatore fatto in casa, un self-made man, è allenato anche a Cesena, eccetera, quindi ci potrebbe essere sul condizionale un ritorno in panchina di Massimo Drago. Allora, Franco Giugno, abbiamo 2 minuti e 30 secondi a testa per quanto riguarda, dicevamo, Livorno-Cosenza e Verona-Crotone, 30 secondi. Livorno-Cosenza, ripeto, sarà una partita difficile per noi, perché notoriamente il campo Armando Picchi è un campo molto molto difficile anche dal punto di vista ambientale, hanno una tifoseria molto calda, una curva famosissima per tante cose, quindi è una buona squadra, è un giocatore, insomma, che nonostante le sue 36 primavere, soprattutto nelle partite interne, può fare male, perché riesce a condizionare intorno a sé la squadra. Anche a volte gli atteggiamenti arbitrali nei suoi confronti sono quando meno di rispetto, quindi sarà una partita dura, però il Cosenza, visto l'altra sera, onestamente
mi lascio del tutto tranquillo, ecco, come allenatore non lo dovrei dire, però... Benissimo, io volevo sentire Tuncè, 2 battute proprio sul Crotone, questo Hellas Verona-Crotone. Beh, sicuramente il Bentegodi speriamo che possa essere per un'altra calabrese terra di conquiste di un punteggio positivo. Certo il Verona non può sbagliare tantissime altre gare, come non le può sbagliare il Crotone, d'altronde si spera che la prestazione dell'ultima trasferta di Foggia possa ripetersi, ma sicuramente è una gara molto molto dura per i pitagorici. Aldo, a chiudere. Cosenza e Crotone, 30 secondi. Cosenza a Livorno, sono d'accordo con Franco Giugni, è difficile, però il Cosenza visto contro il Cittadella può andare a Livorno sicuramente a portarsi a casa i punti importanti per muovere sempre la classifica. Per quanto riguarda il Crotone mi auguro che faccia quello che ha fatto il Cosenza, però è difficile perché al Bentegodi sarà difficile per tutti e speriamo che il Crotone riesca almeno con un punticino ad uscire da questa trasferta. Posso darvi un dato velocissimo prego. sul Cosenza? Se il Cosenza dovesse vincere a Livorno andrebbe a più 10 sulla terzultima, che sarebbe il Livorno stesso, anche se Livorno ha una gara da recuperare perché ha già riposato, scontro diretto a favore, 10 punti, 14 partite poi che rimangono. Poi sarebbe difficile recuperarli. Benissimo, grazie per questa statistica. Io vi ricordo prima di chiudere le calabresi di Serie C, ci sarà praticamente Catanzaro Paganese domenica, Potenza Rende, quindi Rende giocherà a Potenza, Cavese e Vibonese, Siracusa Regina. È tutto per quest'oggi, io vado a ringraziare il mister Franco Giugno, grazie Franco, grazie al collega Raffaele Tuncè. Grazie a voi, buon pomeriggio. Calabria, grazie naturalmente al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Io vi ricordo che saremo con voi nuovamente lunedì prossimo, sempre alle ore 15, sempre con Replay, sempre con Franco Segreto a Teleuropa Network. È tutto, arrivederci e restate con noi. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.